Soldi in cambio del trasbordo di 27 migranti dalla nave danese Marx Etienne che li aveva soccorsi 37 giorni prima alla Mare Jonio è l'ipotesi della procura di Ragusa che ha disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna, Mazara del Vallo e per cui sono indagati l'ex leader del centro sociale Rivolta di Marghera e dei No Global italiani Luca Casarini, l'ex assessore comunale di Venezia Beppe Caccia, il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone. Il cuore pulsante di Mediterranea è in Veneto e il capo missione è proprio Casarini, affiancato da Caccia. I reati contestati sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione delle norme del codice della navigazione sul trasbordo dei migranti, episodio avvenuto a settembre 2020. Si riparte finalmente di nuovo in mare con la Mare Jonio. Ritorniamo in mare in un momento complicato, in un mare difficile, in un mare in cui si continua a morire mentre si manifesta sempre più la vergogna europea. La vergogna che vediamo nel mare Egeo e sulle isole greche, su quell'isola a confino dove 13.000 persone stanno bruciando vive, dove una nave mercantile, la Marx Etienne, è ferma in un limbo punitivo da 37 giorni. La colpa è aver salvato 27 persone. Quel comandante e l'equipaggio hanno fatto quello che bisognava fare, salvare 27 persone a rischio annegamento. Mediterranea però risulta estranea all'inchiesta. La Mare Jonio è stata perquisita e posta sotto sequestro, finalizzato a ricercare e acquisire ogni elemento documentale che provi i rapporti tra gli indagati e tra loro e la società danese o altre società armatoriali. Per la procura, il trasbordo dei migranti sarebbe avvenuto senza nessun preventivo accordo con le autorità maltesi né italiane e apparentemente giustificato da una situazione emergenziale di natura sanitaria, documentata da un report medico stilato dal team di soccorritori imbarcatosi illecitamente a bordo del rimorchiatore. Ma l'aspetto più grave è che sarebbe avvenuto dopo un accordo commerciale tra le società armatrici delle due navi e in virtù del quale la società armatrice della Mare Jonio avrebbe percepito un'ingente somma di denaro.